Siamo nel comune di Villafranca Padovana, sono Sandra Scarabottolo, assessore allo sport e alle politiche sociali. E siamo qui oggi nella sala polivalente con le nostre associazioni sportive che abbiamo premiato alla fine di un lungo percorso che ha riguardato la festa dello sport virtuale. Che cosa vuol dire esattamente? Ovviamente eravamo partiti per fare una festa dello sport in presenza con le nostre 28 associazioni sportive e anche un tour promozionale per il nostro territorio, quindi valorizzando le ville che abbiamo e quindi i parchi e così via. In realtà ovviamente abbiamo dovuto rispettare quelle che sono le norme Covid e quindi abbiamo lasciato il progetto in presenza, ma non per niente, insomma, abbiamo voluto assolutamente farlo virtuale e quindi abbiamo intervistato tutte le associazioni sportive con la rappresentanza di un paio di atleti che hanno quindi parlato della loro attività e dell'importanza che lo sport riveste nell'ambito proprio della vita di ognuno di noi e in particolare di questi piccoli atleti. Abbiamo poi registrato tutta la nostra patrimonio che consiste nelle ville che abbiamo a Villafranca Padovana, sono ben 6 ville, ognuna con la propria storia, ed è stato quindi registrato questo percorso che ci ha visto oggi chiudere in grande bellezza. Io sono anche in fianco a questa mascotte che è la mascotte di Team for Children e abbiamo voluto dare importanza particolare a questa associazione che si occupa di ragazzi, bambini decisamente più sfortunati dei nostri giovani e non giovani atleti, quindi in associazione proprio con Team for Children, oggi abbiamo presentato il progetto che diventerà, come tutta l'amministrazione comunale sostiene con il nostro sindaco Fausto Dorio, diventerà un gemellaggio del territorio. E quest'anno ci siamo messi d'impegno perché ovviamente con questa pandemia non potevamo fare in maniera diversa e la creatività, bisogna dirlo anche dell'assessore Sandra Scarabottolo, quella di riuscire insieme all'assessore Anna Giulia Friso di percorrere in maniera itinerante il nostro territorio sia nella valutazione delle parti storiche sia nella valorizzazione di tutte le attività sportive che lavorano nel nostro territorio e che fanno attività per i giovani, ha fatto sì che si riuscisse a fare questa manifestazione in maniera sobria ma toccando con tutte le realtà del territorio. Team for Children, di cui qua c'è la nostra presidente Chiara, è una delle associazioni che hanno toccato il cuore mio, ma di molti altri cittadini di Villafranca e che a livello amministrativo sarà sempre partecipe a tutte le attività che faremo nel nostro territorio. Dirò un'anteprima. L'attività di questa amministrazione futura sarà quella di riuscire a realizzare il partenariato con l'associazione Team for Children, creando proprio un gemellaggio Villafranca con Team for Children e riuscire ad essere promotori perché qualche altro sindaco del nostro territorio riesca ad aggregarsi a questo tipo di gemellaggio. È una cosa importante per il nostro territorio, ma sono convinto che sarà una cosa che porterà senz'altro dei bellissimi benefici all'associazione soprattutto, ma anche all'attività civica e responsabilità civica di tutti i cittadini del nostro territorio. Gli sportivi che si rapportano con i bambini che hanno problemi. I bambini che purtroppo vengono colpiti da queste malattie molto gravi sono quasi tutti degli sportivi, cioè sono bambini che prima di entrare in oncoematologia pediatrica svolgevano delle attività, chi faceva basket, chi faceva nuoto, le bambine facevano danza e come ho già detto loro scalpitano per poter tornare a fare sport e quando i medici dicono sì, puoi riprendere lo sport, per loro significa essere guariti, è importantissimo. Loro, come dire, abbinano il fatto di poter riprendere lo sport
allo stare bene, perché lo sport in effetti è salute, è stare bene. Quindi anche noi abbiamo degli sportivi tra i nostri bambini e ne abbiamo anche parecchi. Io sono felicissima perché non perché si è creata questa collaborazione, ma perché mi rendo conto che il sindaco e l'assessore hanno capito, perché tante persone ci chiedono vogliamo fare per voi così, per fare, ma per me l'importante è che le persone capiscano che ci sono dei bambini che stanno male, delle famiglie che hanno bisogno e che noi abbiamo il dovere morale di aiutarli, punto. È un dovere il nostro e rendermi conto che il sindaco e l'assessore hanno capito questo, per me è bellissimo. Quindi la collaborazione ha un senso, in questo modo ha un senso. Vedere i bambini dal vetro è terribile. Io sono molto fisica e sono abituata ad avere proprio un contatto fisico con i bambini, sia nelle attività ludiche che nel momento in cui stanno male, cioè sedermi sul loro letto, parlare, tenere la manina, per me è normale. Non è normale vederli dal vetro, è bruttissimo. Difficoltà per quanto riguarda la nostra attività non ne abbiamo avute. Noi abbiamo continuato a rapportarci con mamme, medici, infermieri e abbiamo continuato la nostra attività. Non abbiamo raccolto fondi, che è diverso, perché non abbiamo potuto fare, che ne so, il concerto piuttosto che la cena, ecco. Però ne abbiamo spesi tanti, siamo contenti di spenderli così e di continuare comunque la nostra attività che non si è mai fermata.
Even the hallway misses you. Your footsteps on the stairs. Your smile as you turn. Villafranca Padovana è un comune situato a nord-ovest della città di Padova e conta ad oggi più di 10.000 abitanti. Il suo territorio si estende su una superficie di circa 24 km², comprendendo anche le frazioni di Ronchi di Campanile, Taggì di Sopra e Taggì di Sotto. Villafranca Padovana confina con i comuni di Padova, Limena, Rubano, Piazzola sul Brenta, Mestrino e Campodoro. Il riferimento documentato più antico di questo territorio risale al 1190 e riguarda gli atti con cui il vescovo concede l'autonomia alla Chiesa, che fino allora era indipendente da Limena, dandole giurisdizione sulle cappelle di Taiè, Ronchi, Campolongo, Campodoro. Altre citazioni arrivano dallo storico Andrea Gloria tra il 1234 e 1235. La vasta campagna che si protende a Cuneo verso la vicina Padova fu nel Medioevo particolarmente contesa con i vicentini scaligeri e fu luogo di passaggio lungo la via della transumanza dagli altipiani lungo l'asse del Ceresone a Bevador, vedi Torre Rossa, e l'antica romana via della Lana. Il comune di Padova e successivamente i carraresi concessero ampie autonomie e in particolare l'istituzione di un mercato libero da tasse e balzelli, e da questo fatto dovrebbe derivare il termine di Villafranca. La cosa era abbastanza comune per le località di confine o a ridosso di obiettivi strategici particolarmente delicati. I toponimi delle frazioni Taggì di Sopra e Sotto sono di origine romana e derivano da tilietum, tagliare, riferito al disboscamento per ricavarne terreno agricolo, poi declinato nel volgare taillé, termine ancora oggi usato nella forma dialettale. Mai nominata negli antichi documenti è invece la suddivisione tra di sopra e di sotto, che potrebbe riferirsi anche alle sponde del fiume Brenta, il quale, prima dell'alluvione del 589, tagliava in due la località. La frazione di Ronchi di Campanile vede invece il suo nome di tipica derivazione romana e indica l'opera di disboscamento e adattamento all'attività agricola. Probabilmente in epoca feudale venne aggiunto il termine di Campanile dal nome di una famiglia locale. Durante il periodo medievale il territorio di Villafranca fu teatro di frequenti scontri tra padovani e vicentini, fino a quando, col passaggio sotto la dominazione veneziana, si ebbe un duraturo periodo di pace. In questo periodo vennero intraprese opere di bonifica e canalizzazione e si procedette alla riorganizzazione del paesaggio agrario. In seguito alla disfatta della Repubblica di Venezia, anche il territorio di Villafranca venne coinvolto nelle trasformazioni apportate dalla dominazione napoleonica e poi austriaca. Documenti del 1827 ne testimoniano infatti la presenza di una scuola comunale, di un medico condotto e del servizio delle guardie comunali. Nei decenni che precedettero l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, questo territorio fu spesso soggetto a requisizioni di animali e generi alimentari imposte dagli austriaci per esigenze militari. Il territorio rimase prevalentemente agricolo fino alla metà del XX secolo, quando venne istituita la prima zona industriale che fece cambiar volto al paese. Le vicende storiche di Villafranca Padovana si intrecciano con la presenza di illustri famiglie nobili e borghesi, i Contarini, i Fini, i Tiene, i Durer Becchetti, i Coletti, i Dario, i Borromeo, che costruirono i più importanti edifici che sono ancora presenti in discreto stato di conservazione. Santuario della Madonna delle Grazie. Nel 1499 venne eretto il Santuario della Madonna delle Grazie, a ricordo dell'apparizione della Madonna a una fanciulla muta, avvenuta nel 1479. L'edificio conserva all'interno affreschi dell'epoca che descrivono il miracolo e una statua tardo-gotica della Madonna. Questo territorio ha saputo adeguarsi allo sviluppo industriale e residenziale senza dimenticare l'origine contadina che rappresenta in modo egregio con le sue aziende agricole di coltivazione ed allevamento.